L'ex senatore ed europarlamentare Mario Rigo è morto stamattina all'ospedale di Noale, aveva 90 anni, esponente di spicco del PSI, è stato sindaco di Venezia dal 75 all'85. Momenti di forte tensione in questura Venezia, dove un tunisino in escandescenza ha minacciato gli agenti evocando la sparatoria di Trieste. I sindacati chiedono la pistola elettrica. Nel fine settimana torna l'incubo acqua alta, domenica previsti 140 centimetri ed intanto prosegue il censimento dei danni alle chiese. Dal patriarcato l'allarme, situazione peggiore del previsto. Un novembre da record per le piogge sul Veneto, con il picco di Fossalta di Portogruaro. I consorzi di bonifica chiedono risorse straordinarie. A Jesolo il vertice sui sindaci del litorale con l'assessore regionale Bottaccin, subito interventi in spiagge e alberghi prima che inizi la stagione turistica. A Venezia e Mestre in fiamma il dibattito sul referendum del 1° dicembre, ad accendere gli animi l'esposizione dei drappi per il sì alla formazione di 2 comuni che la polizia municipale ha tentato di rimuovere. Impegni chiari e precisi sono quelli che Camera e Senato si sono presi nei confronti di Venezia e dei veneziani colpiti dal maltempo, dalla legge speciale all'istituzione della ZES. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. L'ex sindaco di Venezia, ex senatore ed ex parlamentare europeo Mario Rigo, a 90 anni, è morto questa mattina. Esponente di spicco del Partito Socialista, è stato primo cittadino della città lagunare dal 1975 all'85. Il mondo, quando ho detto di pagare il ticket 30 anni fa, adesso è diventato di attualità, mi scrissero da tutto il mondo, perché tutte le televisioni si dissero: ma sì, è giusto far pagare a Venezia. Mario Rigo si è spento a 90 anni. Era nato a Noale il 4 ottobre 1929. Queste sono le immagini della sua ultima intervista televisiva, rilasciata alla nostra emittente il 2 novembre nell'ambito di un'iniziativa per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, un'idea che aveva cominciato ad approfondire dagli anni 70. Con lui scompare una parte importante della vita politica e amministrativa veneziana del Novecento. L'impegno politico comincia poco dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'iscrizione a Giustizia e Libertà, il movimento liberal socialista fondato da esuli antifascisti a Parigi negli anni '20, e prosegue, sempre in area socialista, fino all'ingresso nel PSI nel 1959. Sono gli anni del primo centro-sinistra, non solo in Italia ma anche a Venezia, in provincia e in comune. Nel 1970 Rigo è vice sindaco del democristiano Giorgio Longo. Nel 75 la svolta, Mario Rigo diventa sindaco, vice il comunista Gianni Pellicani. Per la città inizia un nuovo intenso periodo di rilancio anche culturale. Dall'87 al 2001 è stato senatore, deputato, quindi ancora senatore, anche con ruoli di spicco. Dell'84 è l'elezione al Parlamento europeo. Ma sono tanti gli incarichi ricoperti nel corso di una carriera intensissima che lo ha visto ai vertici della Comunità dei Porti Adriatici, della Biennale, del Teatro La Fenice, direttore di gabinetto del Senato. Rigo è in prima fila e continuerà ad esserlo sempre, fino all'ultimo, quando, abbandonata la carriera amministrativa, ha proseguito ad arricchire il dibattito politico, guidato da una profondità di analisi e da un indiscusso spessore politico e intellettuale che lo facevano riconoscere come una delle voci più autorevoli del panorama veneziano e non solo. Rigo è in prima fila e continuerà ad esserlo sempre fino all'ultimo, quando, abbandonata la carriera amministrativa, ha proseguito ad arricchire il dibattito politico, guidato da una profondità di analisi e da un indiscusso spessore intellettuale che lo facevano riconoscere come una delle voci più autorevoli del panorama veneziano e non solo. Unanime il cordoglio del mondo politico per la scomparsa di Mario Rigo. Il mondo della politica è in lutto per la scomparsa di Mario Rigo. Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorda come Rigo sia stato fino alla fine una voce autorevole con la quale confrontarsi e misurarsi sul presente e sul futuro di un territorio complesso come quello veneziano. Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti esprime cordoglio per la scomparsa di un vero amministratore pubblico, un uomo delle istituzioni capace di prendere decisioni dolorose pur di non tradire la sua coerenza e onestà intellettuale. Politica e aspetti umani si mescolano tra Venezia e Mestre nel ricordo di chi ha avuto con Rigo una lunga amicizia. Un grande dispiacere
per la perdita di un amico, di una persona molto cara che ho frequentato fin da quando ero ragazzo, devo dire. Iniziarono con Mario Rigo, con mio padre, la legge speciale, la prima legge speciale per Venezia, che diede risposta a tutti quei cittadini che abitavano i piani terra, cioè tutti i piani, tutti i temi molto attuali, no, dopo quello che è successo la settimana scorsa. Purtroppo la sinistra veneziana perde il miglior sindaco di questo secolo, lo dico senza offesa per tutti i sindaci che si sono succeduti, e a farci un esame di coscienza dobbiamo ancora trovare un dirigente e un sindaco di quella levatura. Aveva l'idea che bisognava costruire la squadra e che si lavorava sempre mai da soli, mai per sé. Questo è un insegnamento fondamentale per la vita oltre che per la politica. Momenti di forte tensione oggi a Venezia, dove un tunisino in escandescenza ha minacciato gli agenti evocando la sparatoria di Trieste. I sindacati chiedono la pistola elettrica. Vi rubo le pistole e vi sparo, come ha fatto il colombiano di Trieste. Non una minaccia come tante, ma parole precise, forti e taglienti che hanno riaperto una ferita non ancora cicatrizzata. Sono quelle pronunciate da un ragazzo tunisino di 18 anni che, portato dopo un furto nella camera di sicurezza della questura di Venezia, ha evocato i recenti fatti di Trieste, quella sparatoria costata la vita agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, uccisi dentro alla questura cittadina dai proiettili sparati da un 29enne di origine dominicana. Era la sera del 4 ottobre quando a Trieste si vissero momenti di vero e proprio panico, poi di profonda commozione e lutto. Il giovane tunisino era stato arrestato poco prima dagli agenti della Polfer di Mestre, allertati da un 16enne in lacrime che aveva raccontato loro di essere stato derubato di 20 euro e minacciato di morte. Assieme al tunisino anche una ragazza di 12 anni residente a Padova con la famiglia. Una volta portato in questura, il ragazzo è andato in escandescenza, provocandosi anche ferite sul corpo. Momenti di altissima tensione, fortunatamente rientrati. Giudicato per direttissima, lo straniero è stato condannato a 2 anni di reclusione con pena sospesa e obbligo di firma. Per il sindacato di polizia il rischio di emulazione è concreto. C'è il rischio di emulazione, purtroppo, in quello che è accaduto a Trieste, che è stata un tragico evento e anche una tragica fatalità. Ripeto, non sarà l'unico episodio di queste persone, insomma, che siano italiane o straniere, che cercheranno di disarmare le appartenenti alle forze dell'ordine per poter poi magari far fuoco anche con la propria pistola. Da qui l'appello alla politica di accelerare sull'utilizzo della pistola elettrica, il cosiddetto taser. Sicuramente eviterebbe il corpo a corpo. Ecco, questo è quello che noi chiediamo, appunto, proprio per azzerare il corpo a corpo e per bloccare la persona esagitata o violenta, quindi non essere costretti ad utilizzare la forza per bloccare questa persona. Il maltempo ora, perché Venezia si prepara a vivere un altro fine settimana con la paura dell'acqua alta. Per Venezia sarà un altro fine settimana vissuto con il cuore e l'acqua alla gola. Insomma, l'emergenza purtroppo non è ancora finita. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia annuncia un nuovo picco massimo di marea previsto per domenica mattina alle ore 8:45, con una quota di 140 cm in punta alla salute. A questo livello di marea va sotto acqua, ricordiamolo, il 59% circa della città storica. Un nuovo allarme che si inquadra in un momento già difficile, con ingenti danni per l'acqua alta in molte chiese di Venezia. La situazione è più grave di quanto si vede, purtroppo, perché i danni che sono visibili oggi sono limitati rispetto a quello che sarà l'azione che questa acqua grande eccezionale ha provocato nelle nostre chiese, specie nel sottosuolo. Nella giornata di oggi, insieme alla soprintendenza, sono state visitate una quindicina di chiese. Camminando in alcune chiese abbiamo una situazione di gravità data dal fatto che il pavimento suona vuoto in alcuni punti. Non voglio allarmare nessuno, però sicuramente nel prossimo periodo saremo costretti a fare degli interventi speciali che immediatamente non sono percepibili. C'è un nuovo allarme all'orizzonte. Quello che ci preoccupa di più è anche la situazione dei campanili, che viene aggravata da quello che è il contesto di questo evento eccezionale dal punto di vista atmosferico.
Un novembre da record, quello in corso per le piogge sul Veneto, con il picco a Fossalta di Portogruaro. A scattare la fotografia sono i consorzi di bonifica del Veneto che ora chiedono risorse straordinarie e una legge sul consumo del suolo. In meno di 20 giorni a Fossalta di Portogruaro sono caduti 300 mm di pioggia, il dato più alto degli ultimi 25 anni. Più in generale nelle prime 2 decadi di novembre si sono registrati valori pluviometrici che solitamente si raggiungono nell'intera stagione. Il Veneto orientale è stato l'epicentro dell'emergenza non solo sul litorale ma anche nella parte interna, con numerose tracimazioni di canali secondari come il Lemene, e proprio il consorzio di bonifica del Veneto orientale quantifica in 600.000 euro la prima stima dei danni. Il sistema ha subito degli stress notevoli, 300 e passa millimetri di pioggia caduta e soprattutto alcune rotture arginali e fuoriuscite arginali che hanno allagato alcune zone del nostro territorio, purtroppo coinvolgendo anche abitazioni. Ma il mese di novembre ha visto schierati tutti i consorzi di bonifica del Veneto, 10 in tutto, un sistema che ha evitato danni ben peggiori con la gestione delle varie piene. Ricordo sempre che noi abbiamo 400 idrovore, sono stati funzionati altre 1000 pompe, 27.000 km di canali, e questi sono canali e situazioni idrovore sorvegliate 24 ore al giorno per 365 giorni da un numero importante di nostri collaboratori, 1500 collaboratori dipendenti dei consorzi di bonifica. Qui va il mio grande grazie per il lavoro che stanno facendo e che svolgono all'interno del mondo della bonifica. Restano aperti alcuni fronti caldi, come quello dei cambiamenti climatici e del consumo del suolo ancora eccessivo. I cambiamenti climatici ci sottopongono a delle tensioni sui territori elevatissime che paghiamo in termini economici e in termini di vite umane. 2 metri quadri al secondo sono un lusso di consumo del suolo, sono un lusso che questo Paese non può più permettersi. Giuseppe. E i danni del maltempo sul litorale, una prima stima parla di 87 milioni di euro solo per la parte pubblica. Oggi pomeriggio incontro a Jesolo. Il vertice di tutti i sindaci del litorale orientale in comune a Jesolo è iniziato con il migliore degli auspici: fare la conta dei danni nei comuni colpiti dalla mareggiata e partire fin da subito con gli interventi di ripristino di spiagge e alberghi prima che la stagione turistica abbia inizio. Alla riunione, per parlare con l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottacin, si sono presentati i sindaci dei comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Portotolle e Portoviro, oltre ad alcune associazioni turistiche ed alberghiere. Io ho sentito ieri il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, che mi ha confermato che la prossima settimana dovrebbe esserci appunto la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo, che stanzierà delle prime risorse che servono per l'immediata, appunto le spese immediate, e dopodiché ci saranno, in base appunto al bilancio che noi stiamo trasmettendo in queste ore al Dipartimento Nazionale, ci saranno, mi auguro, importanti risorse proprio per intervenire nel ripristino di quelli che sono stati i rilevantissimi danni che abbiamo registrato. Dalle notizie che ho io, seppur sono ancora informali, sembra che i danni superino gli 80 milioni di euro, 87 milioni di euro solo per la parte pubblica. Ci sono poi tutti i danni di privati che stiamo quantificando e che saranno anch'essi oggetti di rendicontazione. Parliamo di oltre 1,5 milioni di metri cubi di sabbia che mancano solo sulle nostre località, senza considerare Rovigo eccetera. Quindi vediamo l'assessore se ci porta qualche notizia e anche qualche speranza, perché tutti assieme dobbiamo fare squadra per cercare di arrivare all'inizio della prossima stagione in piena forma con le nostre località sempre all'altezza. Soprattutto un grande piano strategico per affrontare questo problema del ripascimento, che non può più essere un problema in capo alla singola località, alla singola delegazione, ma che deve veramente coinvolgere tutti i portatori di interesse. Pubblicità, ora restate con noi, tra poco parleremo nuovamente del referendum del 1° dicembre. Rieccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Si infiamma il dibattito in vista del referendum per la separazione di Venezia e Mestre del 1° dicembre. Ad accendere gli animi l'esposizione dei drappi per il sì che la Polizia Municipale ha tentato di rimuovere. Avete intenzione di rimuovere i drappi dalle case? Assolutamente no. La gente e i
proprietari hanno preso paura perché hanno detto che è stata intimativa, quei vigili che ti suonano il campanello, che entrano in casa, in abitazione privata per dire di togliere i drappi. Noi diciamo che non solo non li toglieremo, ma ne metteremo ancora di più, perché questo è il modo con cui si reagisce legittimamente e democraticamente a un ordine ingiusto. Poco tempo dopo la comparsa su finestre e balconi di tante case veneziane dei drappi rossi per il sì al referendum del 1° dicembre, la polizia municipale era già al lavoro per farli rimuovere. Un gesto giudicato ingiustificabile dai comitati per il sì, e non solo in base al diritto costituzionale che garantisce la libera manifestazione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Assolutamente legittimi, perché sono appesi su case private, e quindi non in luoghi pubblici, ma luoghi privati aperti al pubblico, che è un concetto completamente differente, sono tra l'altro referendari e quindi non soggetti alla stessa normativa per le elezioni politiche e amministrative. Voi vi fate forti anche di una sentenza della Corte Costituzionale. Certo, la sentenza 161 del 1995 si è già espressa in materia di propaganda elettorale, in materia referendaria. Una sentenza che, secondo Suppiei, supporta appieno la legittimità di appendere i drappi. Per quanto riguarda poi chi sostiene che la propaganda vada fatta negli appositi spazi comunali, la risposta è semplice: non ci sono. Con un tabellone con 3 posti per 3 cartelli in campo Santa Maria Formosa, uno in campo San Stin, uno nascosto per tutta Cannareggio, nascosto dietro la chiesa di San Marcuola, e un altro in campo Manin. E la campagna elettorale sul referendum procede anche sul fronte del no. Mi dispiace moltissimo, perché sfruttare sempre tutte le occasioni per fare promozione delle proprie idee non è sempre corretto. In ogni caso la salute, la festa è una festa di popolo, è una festa della città. Ognuno ha diritto alle proprie idee, per carità legittime, ma è come quando si è sfruttata l'acqua alta per generare consenso per la separazione o altre cose. A noi non piacciono queste cose, a noi piacciono unità di intenti e il rispetto anche di quelli che sono i sentimenti comuni di tutti. Esporre sui balconi e sulle finestre un messaggio dei connotati politici in occasione della festa della Madonna della Salute è giudicato quantomeno inopportuno dai sostenitori del no al referendum sulla creazione dei comuni di Venezia e Mestre, 2 città che, secondo Agramola, pagherebbero un prezzo altissimo dalla separazione. Immaginare che una macchina così complessa come il Comune di Venezia possa separarsi senza nessuna diatriba su municipalizzate, patrimonio, territorio, enti tipo il Casinò, che è già di per sé un problema nel problema. Ecco, noi pensiamo che sarà sicuramente fonte di contenziosi e soprattutto di spese e oneri legali e di perizie da fare dall'una e dall'altra parte. I punti di divergenza tra il sì e il no comprendono anche il giudizio sul lungo termine riguardo l'unione amministrativa di Laguna ed Entroterra deciso negli anni '20. Io credo che proprio in questi giorni stiamo leggendo che cosa vuol dire essere una grande città. Abbiamo appena ricevuto il riconoscimento della zona economica speciale, della ZES, per Porto Marghera, e nello stesso momento la città lagunare, Venezia e le isole hanno ricevuto il riconoscimento del danno che è stato creato dall'acqua grande. Questo vuol dire essere una grande città, e noi da 100 anni siamo diventati, col lavoro e la fatica di tutti, una grande città europea. Dalla legge speciale all'istituzione della ZES, impegni precisi, quelli che Camera e Senato hanno preso nei confronti di Venezia e dei veneziani. Testi diversi ma impegni comuni, anche il Senato dopo la Camera lancia un messaggio forte e bipartisan a Venezia e al litorale colpito dal maltempo, su tutti la richiesta al governo di aumentare i fondi per l'emergenza e la necessità urgente di completare il Mose perché si giunga, testuali parole, alla messa in funzione dell'opera nel più breve tempo possibile. Altra priorità individuata dalle Camere è l'avvio dell'iter che porterà la nuova legge speciale per Venezia, ma la lista degli interventi è lunga. I problemi della città vanno affrontati in modo unitario, non c'è solo il tema della salvaguardia, c'è il tema del turismo, c'è il tema delle grandi navi, c'è il tema delle bonifiche di Porto Marghera, il tema del motondoso, il tema dell'operatività del porto, tutti temi che vanno affrontati assieme. Impegno comune sul fronte dell'istituzione di una ZES, la zona economica speciale che sembrava essere stata dimenticata in un cassetto a Roma. Lo stesso governo inserirà un emendamento in legge finanziaria. Noi
siamo riusciti con un grande sforzo a riconoscere a Venezia questa possibilità, e mi auguro che sia l'occasione per riportare nuove imprese, nuova vitalità, soprattutto a Porto Marghera. Soddisfazione da parte di Confindustria. Diciamo che è stato il frutto di un lavoro che ha coinvolto tutto il territorio ed è un successo di tutto il territorio. Dobbiamo cercare quanto più è possibile di creare quei presupposti perché si generi lavoro, si generi progresso e soprattutto intercettare la via della seta, tornando ad essere il paese manufatturiero che meritiamo di essere. E vi ricordo 20:10, appuntamento quotidiano subito dopo i telegiornali. Questa sera ospite del nostro direttore Luigi Baccialli sarà il costituzionalista Mario Bertolissi. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Nuovo ciclone sull'Italia, sarà un weekend caratterizzato dal maltempo sul nostro territorio. Ma vediamo intanto la situazione di sabato 23 novembre. Sul Veneto precipitazioni diffuse, vedete un po' dappertutto, sulle zone montane, sulla pianura più settentrionale anche di moderata intensità, sulle province più a sud invece della nostra regione fenomeni più sporadici. Attenzione però a possibili fenomeni anche violenti in serata e in nottata. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 14 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo spiccatamente instabile, rovesci diffusi un po' su tutte le province, a tratti anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 12 e 16 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge sparse, meno probabili tuttavia sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 4 gradi, massime sui 9 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.